Il settore della meccanica agricola in Veneto è uno dei più importanti. Noi siamo andati a visitare lo stand di Maschio Gaspardo e di Antonio Carraro. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto i protagonisti di queste aziende. Fiera Agricola Verona 2020, siamo nello stand della Gaspardo, una delle realtà più importanti a livello italiano e non solo nella produzione di macchinari per l'agricoltura. Sono in compagnia, e lo saluto, di Davide Casarin, Product Specialist. Allora, Davide, alle nostre spalle c'è una macchina particolare. Esattamente, buongiorno a tutti e benvenuti qui all'interno del nostro stand. Qui dietro alle mie spalle abbiamo la novità che abbiamo già presentato alla scorsa edizione di Agritecnica, macchina Extreme 266, una macchina per i contoterzisti, geometria e camera variabile con un'unica tipologia di macchina. Con questa macchina è possibile raccogliere sia il fieno, quindi un prodotto nobile che andrà a finire sulle nostre stalle degli allevatori, ma soprattutto macchina anche per la raccolta della paglia. Grazie comunque alla pressione aumentata da 195 fino a 210 bar è possibile ottenere dei balloni molto pesanti, ma non solo, una macchina a fondo apribile, quindi sempre meno rotture per l'agricoltore. Oltre a queste tipologie di prodotto abbiamo sempre qui a Fiera Agricola il nuovo Spandiconcime Isotronic, macchina totalmente elettrica, macchina che ci permette di fare dose variabile ma soprattutto anche un controllo delle sezioni. Sempre in ottica novità portiamo qui ormai Crono, la nostra seminatrice ad alta velocità. Possibile quindi seminare mais, soia, girasole e colza ad alte velocità, superiore quindi ai 15 km di velocità. Una macchina versatile sia per un terreno già lavorato o minimamente lavorato, ma grazie all'Air Spring, quindi una pressione regolabile ad aria, possiamo anche lavorare su sodo. Ricordo anche tutte le nostre macchine per la minima lavorazione, settore sempre più in crescita, soprattutto grazie alle nostri erpici a dischi per la gestione del residuo culturale. Ricordo poi il nostro servizio post vendita, fondamentale per il cliente grazie a una rete di concessionari presente tutto sul nord Italia e non solo. Un ringraziamento a voi tutti e ci vedremo alle prossime edizioni. Mi raccomando, EIMA di sempre quest'anno, ma qui a qualche mese anche Agriumbria. Grazie dunque a Davide Casarin, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.